sono arrivati qui, hanno in retromarcia sfondato la vetrata, sono scesi, sono entrati, hanno preso quello che potevano nel primo spazio nostro commerciale, quindi il loro furto è stato di circa 1 minuto e mezzo, 2, e poi li abbiamo visti andare via. Il titolare di Delle Case Sport ha visto e rivisto questa scena nei video delle telecamere di sicurezza diverse volte. È accaduto tutto tra le 2 e le 3 della notte tra martedì e mercoledì. I ladri hanno agito con grande velocità, hanno manomesso il sistema di allarme e preso solo quello che a loro interessava, 5 o 6 biciclette di valore senza toccare nient'altro, nemmeno il fondo cassa. Miratissimo perché hanno preso quelle che erano qui in esposizione. Lei mi ha detto, ha visto tutto, le telecamere però sono difficilmente identificabili. Non sono insignificabili perché dal cappuccio al passamontagna, i guanti, tutti coperti, niente, testa bassa, niente, impossibile. E qui solamente di arredamento e struttura abbiamo i primi preventivi, perché abbiamo parlato anche stamattina col serramentista, siamo già su circa 40-45 mila euro. Adesso dobbiamo vedere le biciclette, non le abbiamo ancora quantificate. Oltre ai danni ingenti c'è la batosta morale, che non ha impedito al signor Marco di impegnarsi al massimo per riaprire il negozio subito. Forte arriva però la richiesta di aiuto a forze dell'ordine e istituzioni, perché telecamere e investimenti privati per la sicurezza non bastano. Io chiederei, se è possibile, avere un'attenzione in più con i servizi dell'ordine, se possono essere un po' più presenti. Ecco. Noi diamo il nostro, che possiamo dare, investire i nostri capitali adesso per dare una struttura più resistente, più sicura al furto, però anche le istituzioni devono supportare le nostre fatiche, le nostre possibilità di poter andare avanti. Quindi qualche giro in più, lei dice Sì. notturno dei carabinieri magari? Ma penso che potrebbe essere utile, ecco. Cioè dare la presenza, far vedere che si è presenti, ecco. È riuscito a dormire la notte successiva? No, sono stato qua 2 ore ieri sera io, stamattina, 2 ore, qua di fuori, a guardare il negozio sfasciato.